Non stanchiamoci, in questo tempo così difficile, di essere politicamente scorretti. Parliamo della pace, compiamo gesti di pace, rompiamo con la logica del mondo. La pace è il dono pasquale di Cristo. Messa crismale del Giovedì Santo nella Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, con tutto il presbiterio e i diaconi. Il Patriarca ha benedetto e consacrato gli ori santi, poi distribuiti in tutte le parrocchie per i sacramenti dei fedeli, il bianco, il colore della festa solenne, nella giornata in cui la Chiesa celebra l'istituzione dell'Eucaristia, festa dunque anche dell'ordine sacro dei preti, e l'inizio della missione della Chiesa nell'umanità attraverso l'ultima cena di Gesù Cristo. Consapevoli di recare la buona notizia di Gesù vincitore della morte. Oggi ad un mondo segnato da tanti fronti di morte, quante sono le guerre che si stanno combattendo e accendendo progressivamente sulla pelle degli ultimi e dei poveri. La legalità di Cristo espressa nel servizio. Una preghiera speciale per il Santo Padre che un anno fa è stato scelto. Affidiamoci come presbiterio e soprattutto il nostro seminario, che ha avuto la gioia di avere 5 nuovi ingressi a ottobre, alla Madonna della Salute, la Madonna del Seminario di Venezia, la Madonna dei Preti veneziani.